nervosismo, mancanza di pazienza, c'è stata un po' una rivoluzione, ecco, all'interno del comportamento delle persone che ha portato poi a dover modificare anche il nostro approccio e il nostro comportamento. Quindi molte volte ci troviamo in difficoltà. La polizia in aiuto di titolari di bar e locali per insegnare a difendersi, ma anche a gestire situazioni fuori controllo. Situazioni sempre più frequenti, raccontano, anche dalla pasticceria Graziati, storica del centro, dagli accattoni spesso molesti ai clienti che facilmente perdono le staffe, fino agli atti di vandalismo che, soprattutto dopo il Covid, sembrano essere in aumento. Un po' l'arroganza dell'inesperienza e quindi di conseguenza possono andarsi a mettere in situazioni che magari un adulto valuta e reputa non essere il caso di intraprendere e quindi portare a delle conseguenze piuttosto pesanti. Stiamo parlando anche dei semplici, tra virgolette, atti di vandalismo che possono mettere in atto proprio per dimostrare di essere quello che poi non sono, insomma. Questo sentore di aver sempre ragione essendo dalla parte del cliente, secondo me sta superando un po' il limite, sì. Soprattutto perché si permettono di poter dare delle risposte o pretendono anche determinate situazioni che secondo me non rispecchiano quello che dovrebbe essere il rispetto della persona. L'iniziativa è stata lanciata dall'APE, il corso è tenuto da agenti della Questura di Padova, sarà coordinata dalla Prefettura ed ha già ottenuto anche il sostegno del Comune. A me è piaciuta molto questa proposta proprio perché soprattutto le forze dell'ordine che più di noi sono a contatto con persone che hanno determinati tipi di reazioni possono insegnarci come approcciarci e come reagire in determinate situazioni.